che vuole essere un cuore solo e un'anima sola con questa famiglia, i nonni, gli zii e tutti i parenti e gli amici di Davide, anche i piccoli suoi compagni. Vorremmo abbracciare chi è nel dolore e allo stesso tempo imparare ad abbracciare la nostra fragilità. La parola di Dio è luce ai nostri passi, lampada al nostro cammino, anche quando si fa incerto nel buio. Dolore straziante, silenzio per il lutto. L'intera comunità di Scorzè si raccoglie in preghiera attorno alla famiglia del piccolo Davide Favaron il giorno del suo funerale, celebrato questa mattina alla chiesa arcipretale in paese. Il bambino, scomparso tragicamente a 6 anni a causa di una leucemia fulminante, dopo soli 10 giorni dalla diagnosi in ospedale, ha lasciato un vero e proprio vuoto nei cuori di chi lo ha amato tanto. Una perdita improvvisa che lascia senza parole i tantissimi che hanno voluto esserci per dargli l'ultimo saluto. Siamo tutti amati da Dio, come Davide, portiamo anche noi in qualche modo il suo nome. Lasciamo che questo bambino vada verso Gesù, verso il regno di Dio. Ci vorrà tempo per accettare questo lutto. Lo chiediamo come un dono, una grazia speciale al Signore. La piazza gremita e il sole cocente accompagnano la cerimonia svoltasi in presenza di chi conosce mamma Francesca, papà Fabio e il fratellino Nicolò, di chi ha condiviso istanti con il piccolo Davide e chi ha voluto essere presente in silenzio anche solo per portare il proprio rispetto alla famiglia. Un ultimo saluto a lui che era dolce, sempre sorridente e tanto curioso della vita.